Inaugurazioni, inni e polemiche. Il governatore del Veneto recita ai nostri microfoni l'inno di Mameli. Ed eccoci di nuovo in studio con la seconda parte dei nostri telegiornali. L'inaugurazione di una scuola nella Marca sta facendo discutere tutta Italia. Sarà infatti diffusa la notizia, rivelatasi poi infondata, secondo cui Luca Zaia avrebbe vietato l'esecuzione dell'inno di Mameli alla cerimonia. Stasera ai nostri microfoni per la prima volta il governatore declama il proprio Fratelli d'Italia. Sentiamo. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa. Ancora non lo canta, ma almeno lo declama, con ogni probabilità per la prima volta dopo tanti anni di cerimonie in cui assicura di aver sempre rispettato l'inno d'Italia, pur non avendolo mai intonato. Evidentemente Luca Zaia tiene a spegnere al più presto quello che definisce un incendio di polemiche innescato da falsità, ovvero il suo presunto niet all'esecuzione dell'opera di Mameli all'inaugurazione della bioscuola di Fanzolo di Vedelago. L'inno è stato cantato nel momento in cui si tagliava il nastro. Il problema è che molti non l'hanno sentito perché il taglio del nastro è all'interno di un ingresso in cemento armato della scuola. Per un perverso meccanismo mediatico però, fondata o no, la notizia si è diffusa comunque, scatenando una rida di reazioni di condanna nei confronti del governatore. Peraltro non solo da parte di avversari politici, ma anche di alleati di governo, come il ministro Maurizio Sacconi, che partecipando a un convegno ha indossato una cravatta blu con un piccolo tricolore, spiegando di voler così sottolineare il legame a valori come l'unità d'Italia e l'inno di Mameli. Ma noi riconosciamo quello che è l'inno e il significato dell'inno e a me spiace che ci sia qualcuno che contesta il va pensiero. Ma a ridosso dell'esordio degli azzurri ai mondiali si sente aria di svolta. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Voltiamo pagina.